Siamo in 5 e come una mano ci presentiamo, una mano che può essere compatta come un pugno chiuso contro corruzione, contro tutto quello che è stato il malaffare che vogliamo spazzare via da questa regione, e siamo mano aperta verso le buone proposte, verso tutto ciò che serve per alzare l'asticella e far vivere meglio i veneti in questa splendida regione. Noi siamo aperti prima di tutto al buon governo e al buon senso, però abbiamo 3 punti fondamentali su cui vogliamo iniziare a lavorare. Il primo è l'istituzione di un'agenzia veneta anticorruzione per impedire che si ripetano scandali come quelli che abbiamo visto negli ultimi anni. Il secondo è l'apertura di un tavolo di trattativa per il reddito di cittadinanza veneto, cosa che è già avvenuta in Lombardia con il governatore Maroni, e quindi siamo ben disposti ad aprirlo, ma non solo con il governatore Zaia, ma con chiunque ne abbia voglia. Parlo ad associazioni e parlo a qualsiasi altra forza politica. Ultimo ma non ultimo, un importantissimo taglio ai costi della politica. Siamo qua dentro per estirpare alla radice tutti quei privilegi odiosi che ancora sono presenti, e penso a quei 13 milioni di euro all'anno, 65 milioni di euro in 5 anni di vitalizi, che andremo fortemente ad attaccare, assieme a tutti gli altri privilegi che purtroppo allontanano sempre di più i cittadini dalle istituzioni.